Entra nel vivo la campagna elettorale del referendum sulla separazione di Mestre da Venezia. Ecco il fronte dei favorevoli alla scissione. Parliamo del prossimo referendum, il quinto per la separazione di Venezia e Mestre in due comuni distinti. Oggi i sostenitori della scissione, sia in Laguna che in terraferma, si sono riuniti in una conferenza stampa congiunta per spiegare le proprie ragioni. Luca Colombo. Qualcuno la chiama Brexit lagunare, ma a chiedere per la quinta volta dal 79 che Venezia e Mestre con Marghera tornino distinte come quasi 100 anni fa, adesso sono associazioni di entrambe le parti. Si presentano insieme in terraferma dopo che a settembre il Consiglio di Stato ha ammesso il referendum sulla suddivisione. In primo grado il Comune aveva vinto il ricorso al TAR del Veneto. Scenario della conferenza stampa la piazza di M9, il Museo del Novecento, che si dice estraneo all'iniziativa. Si vota domenica 1 dicembre. Divise, Venezia e Isole conterebbero 80.000 residenti, Mestre e Marghera 180.000. È il quinto referendum, è vero, ma il primo nell'ambito della città metropolitana e dal 2003, ultimo referendum celebrato, è cambiato il mondo. Abbiamo la brutta fotocopia di Venezia con i grandi alberghi e quello che hanno fatto in via Camarcello è solo l'inizio. C'è lo storico Sergio Barizza. Accorpando Mestre a Venezia nel 1926, dice, il fascismo non fece che ratificare un progetto di inizio Novecento. Il decreto che assegnava a Venezia un terzo del territorio mestrino per lo sviluppo di Porto Marghera sotto controllo veneziano fu preparato di soppiatto, commenta l'allora sindaco di Mestre Carlo Allegri. Mi duole, scriveva, perché ho sempre lavorato nell'interesse reciproco. Quali sono gli interessi in gioco ora? Infrastrutture importantissime, il porto, aeroporto, il nodo autostradale e ferroviario. Ma abbiamo un piano di sviluppo? No. Il ripristino del Comune di Mestre è la precondizione per avere in Laguna uno statuto speciale per agevolare nuova residenzialità e nuove imprese compatibili con un ecosistema così fragile.